Che è importante metabolizzare dunque è persuadersi che se Dio c'è come esiste, non può darci l'esistenza e poi farci perdere nel vuoto, nel nulla. Dio è tale perché la sua promessa viene mantenuta e in fondo credere, al di là di tanti aspetti contingenti, significa soprattutto dare spazio e fare credito al fatto che Dio ci ami per sempre e che la nostra esistenza è per definizione eterna e non soggetta ai limiti di questo tempo e di questo spazio. Per questo Gesù dice con parole che rievocano il Primo Testamento: non è Dio dei morti, ma dei viventi. Il Dio di Gesù Cristo ha a che fare con questa persuasione profonda che la vita a Dio, una volta che ce l'ha donata, non se la riprende indietro, ma trova la forma per poterla sempre, continuamente trasformare. Se infatti Dio non fosse capace di garantire ai suoi la vita oltre i limiti della natura, non sarebbe Dio. Credere significa proprio questo, credere che nella fine c'è in realtà un nuovo inizio. Preghiamo perché questa speranza, che è l'unica decisiva speranza della nostra vita, possa essere anche la nostra, perché tutta la vita è guarita e trasformata da Dio.